Buongiorno a tutti, Luca Crepaldi dalla Voce di Rovigo e Rovigo in diretta. Siamo oggi in diretta con Michele Manca. Ciao Michele. Ciao Luca. E Michele Manca ha vinto da pochissimo questo fine settimana il titolo di miglior sommelier del Veneto. Giusto Sì, Michele? sì, Allora, è stata una gara molto interessante. Sono riuscito a portarla a casa, l'ho portata a Rovigo, sì, ecco, quindi è stato un grande orgoglio. esatto, infatti Michele sei di Bora Polesine, giusto Michele? Io sì, sono di Bora Polesine. Ok. Raccontaci un po', intanto, com'è stata questa gara, che mi pare di capire che è stata molto complessa e anche piuttosto, come si può dire, con delle prove molto difficili, anche per chi è un Sì, sommelier, comunque professionista come te. la prova si svolgeva sicuramente in due fasi. Nella quale abbiamo affrontato delle domande sia di enologia che di cultura generale, etichette, produttori, luoghi, insomma abbinamenti, quello che è il lavoro in pratica del sommelier calato in un ambito di teoria sostanzialmente. In questa fase c'è stata una scrematura e i quattro concorrenti con il punteggio più alto hanno poi affrontato le selezioni. La fase dello scritto in pratica è stata svolta nell'Istituto Alberghiero Dolomio di Longarone, e la parte invece della pratica nella Longarone Fiere, proprio a 400 metri Ah, davanti. proprio nella... Nella Ok. prova pratica si sono svolte in pratica, è stato come un playoff. I quattro finalisti hanno fatto un playoff un po' diverso, perché il primo contro il quarto e il secondo contro il terzo. Sì, come quelli... E Sì, chi sì, l'ha sì. spuntata sostanzialmente si è ritrovato in finale, nella finalissima. La prima parte si è svolta con una degustazione di due campioni alla cieca, di due vini alla cieca, con identificazione della zona, del territorio, Mm. insomma, e una degustazione. E in una parte di abbinamento cibo-vino davanti ai commensali, insomma, E e alla giuria, che era una giuria, insomma, di tutto rispetto, composta da... qualificata, suppongo di sì. Sì, c'erano gli ultimi due migliori sommelier del Veneto, il Mhm. miglior sommelier del Veneto del 2018, Cristian Maitan, Alessio Serafini, quello del 19, Sì. che mi hanno battuto nelle rispettive annate, Infatti era la perché domanda che ti volevo fare. è Diciamo che stato un po'... adesso... È stato divertente, no? Noi siamo amici, siamo grandi amici, Immagino. e si è creato comunque una complicità nelle ultime edizioni, proprio perché poi è tutto finalizzato alla crescita di noi tutti. Perché nel 2018, quando Christian ha vinto, io sono arrivato terzo, e quando ha Eh, vinto Alessio sono arrivato secondo, secondo... proprio adesso... dietro. E quindi quest'anno ho detto la era il tuo porto a anno. casa. Le ho portate a casa tutti e tre, dai. E Sì, sì. dopo questa i loro due, c'era Roberto Anesi, miglior sommelier d'Italia del Sì. 2017, il vicepresidente nazionale dell'AIS Marco Aldegheri, e Andrea Maschio di Maschio Bonaventura, Masco Bonaventura, certo. distilleria che penso conosciamo tutti, di Gaiarine. Conosciutissimo, assolutamente. A Zanolla, che è il nuovo direttore dell'AIS Concorsi, quindi che ha preso in mano un po' la gestione di tutto quello che è il mondo Certo. della scuola concorsi. E questa parte mi ha visto poi quindi impegnato insieme al mio diretto avversario con una prova di identificazione di un vino. Questo Eh, vino, un che vino vino rosso. di che vino si trattava? Era un vino rosso di cui non sapevamo la provenienza, ma del quale dovevamo identificare la tipologia del tannino, l'annata di Mhm. produzione, la potenziale evolutivo quindi del vino, Addirittura. e dare un punteggio, insomma, a questo. Poi dopo di questa prova c'era una prova di decantazione con Mm. un vino tra due a scelta, con due coefficienti di difficoltà differenti, e superata... Aspetta che ti abbiamo perso, Michele. Eh,
aspetta che ti abbiamo perso. Scusate, ma sono gli inconvenienti della Mi vedi? diretta. Adesso ci diciamo. Perfetto. E quindi subito dopo c'è stata appunto questa prova nella quale ho dovuto fare una decantazione di un vino con la spiegazione del prodotto, con uno dei due coefficienti di difficoltà nei quali si sceglieva, insomma, un prodotto più conosciuto e meno conosciuto. E dopo di questa, nel riconoscimento alla cieca di 3 distillati, e successivamente, per terminare, diciamo, la prova di comunicazione prettamente relativa ad un'etichetta del territorio veneto, quindi veniva pubblicata in una slide un'etichetta e lì dovevi parlare dell'etichetta, sostanzialmente del vino, una zona, un territorio del territorio veneto e una finale nella quale veniva presentata un protagonista, quindi un produttore del territorio. Del territorio. Beh, molto complesso come esame, cioè, sì, non come esame, come concorso, diciamo. È un concorso con i concorrenti, si richiede ai concorrenti una grande preparazione su tutti i campi, non solo quelli teorici, ma anche quelli pratici. Molti pensano che il sommelier beva tantissime bottiglie, che non è del tutto sbagliato, ma c'è una percentuale di studio dietro veramente alta. Molto grande, mi pare di capire anche. Quindi alla fine, qual è la cosa, diciamo, di questo mestiere che poi alla fine per te è diventato un mestiere, anche se mi pare di capire che tu sei anche insegnante alle scuole superiori, mi sbaglio? Esatto, sì. Io nasco nel mondo della ristorazione perché sono 20 anni ormai che lavoro all'interno di questo mondo, a vario titolo. Ho iniziato ovviamente frequentando un istituto alberghiero di Adria, Cipriani, e seguendo poi Cipriani di Adria, poi ho lavorato, nel frattempo lavoravo già, insomma, nelle strutture alberghiere, nei periodi estivi così. Poi ho affrontato il percorso di laurea in economia, quindi sono laureato in economia e insomma ho scalato un po' le graduatorie gerarchiche del ristorante fino a diventare direttore di sala. Ho lavorato all'interno delle strutture di Cipriani, sia a Venezia che all'estero, con ottimi risultati. Insomma, ho fatto un po' di estero anche con lui. Anche con Arrigo Cipriani? Con Arrigo Cipriani, sì. Infatti, che saluto la famiglia, ovviamente, che mi ha dato la possibilità di crescere e di affinare anche le doti manageriali, che poi sono molto importanti. Ho fatto anche consulenza come in diverse realtà del territorio veneto, come sommelier, anche, insomma, portando le mie esperienze, e fino a che, insomma, nel 2014 ho iniziato il percorso con ICE, e da lì, insomma, ho avuto la possibilità di affinare un po' tutto, di mettere i puntini sulle i, come si dice in un discorso ben più complesso, che è un mondo a parte, con ottimi risultati, insomma, come dire. Da dove è partita questa scelta di specializzarti comunque nel settore del vino, oltre a tutto quello che già conoscevi, che comunque... Beh, la necessità sicuramente di essere preparato a 360 gradi su quello che è il mondo nel quale ero immerso. È una necessità importante, perché abbiamo a che fare sempre con clienti, e i clienti sono ogni giorno più preparati. Inoltre, nella fase successiva a questa esperienza in giro per il mondo, ho avuto l'opportunità di entrare come docente in un istituto alberghiero che inizialmente è stato il Cipriani di Adria. Attualmente insegno al Bellini di Trecenta. E ovviamente di portare la mia esperienza all'interno, che non è un'esperienza prettamente teorica, ma è molto più pratica. La pratica è necessaria, nel senso che la teoria può solo che aumentare le varie espressioni di quelle che sono le sfumature di quelli potrebbero essere milioni di ristoranti, no? Ogni posto ha la sua. Però è sempre interessante comprendere anche quello che ci sta dietro, no? Il bicchiere di vino, che in ogni caso, sia che sia una comunicazione verso terzi, quindi verso un pubblico, sia che sia una comunicazione dal punto di vista formativo verso quelle che sono le nuove leve del personale della ristorazione,
e porta con sé sempre, deve portare con sé sempre la visione del rispetto nei confronti di un prodotto che è stato realizzato c'è il lavoro delle persone dietro, di molte persone, ci sono i sogni, le speranze e a volte i fallimenti anche di produttori si parte spesso da quelli che hanno dedicato la loro vita quindi a questo prodotto. E una volta insegnato questo, una volta spiegato al pubblico, viene visto non più come una bevanda mera all'ebro, diciamo, all'inebrio, esatto. ma viene vista con più rispetto, e l'approccio è un approccio dedicato alla conoscenza. Quindi è questo il fattore principale del nostro lavoro: comunicare e cercare di rendere piacevole una serata. Allora Michele, ti chiedo questa cosa, restringiamo il campo nel nostro Polesine, visto che sei polesano, noi sappiamo che in Polesine purtroppo non è una terra da vini, probabilmente non è mai stata, forse in un passato che noi forse non ci ricordiamo neanche, però c'è effettivamente un vitigno che è nostrano, che si potrebbe pensare, che ne so, proviamo a recuperarlo, proviamo a creare un vino che possa tenere, non dico testa, ma comunque essere commercializzato. Cosa ne pensi? Ci sono delle realtà in atto, no? La Mattarella, la Turchetta, sono dei vitigni polesani, ecco, sono stati recuperati da alcuni piccoli produttori, sono stati anche presi in una condizione dove magari non c'era la lungimiranza, no? Un tempo si certo. Utilizzavano questi vitigni, ma oggi insomma, non sono competitivi dal punto di vista internazionale, mettiamola così. Però è sempre bene ricordare le nostre radici, no? Proprio parlando di vigne. E queste radici sono ben radicate nel territorio, perciò è difficile anche dimenticarsi di quello che è stato. Alcune realtà ci sono nella zona nostra, Corte Carrezzabella per esempio, sì. San Martino, lì producono questi prodotti. È necessario tempo, perché la riscoperta di qualcosa deve portare a una conoscenza, come dicevo prima, ma anche a un miglioramento, e per i miglioramenti bisogna metterci in campo un po' di tempistiche che sicuramente vedremo magari nel prossimo futuro, qualche prodotto un po' più spiccato, ecco. Ho capito. E adesso che, ritornando alla tua, diciamo, alla gara che hai vinto, adesso sei nelle finali italiane, in semifinale se non ho capito male. Sì, giusto? Sì, esatto. Sì, esatto. Quando... Si vola a Sorrento, quindi andremo giù. Il mese prossimo questo mese sarà un mese impegnativo, perché ho detto, facciamo questo sforzo, dai, portiamola a casa. Adesso c'è uno sforzo ancora più grande, quindi è una responsabilità sicuramente maggiore, che è quella di rappresentare una regione, ecco. Quindi sì, semifinali nazionali, quindi il prossimo step è questo. Oggi ho fatto una pausa di qualche ora, ma stasera riprendo in mano i libri, quindi siamo pronti, vediamo quello che succede. Subito operativi. In cosa consisterà? È simile alla gara, sì, alla competizione che hai appena fatto, o diversa? Sì, la prova in quel caso nello scritto consisterà sugli stessi argomenti, ovviamente più approfonditi e più specifici, in una difficoltà quindi maggiore. E nella prova ovviamente pratica, poi visto anche lo sponsor che la collaborazione con Trento Doc, ci sarà ovviamente un ampliamento di quelle che sono le necessarie conoscenze di quello che è un professionista del settore sul campo italiano. Quindi ecco, si toccheranno tutte le enografie nazionali e sarà da divertirsi, soprattutto nell'ultimo periodo. Dovrò aggiungere ore al mio motore giornaliero. Sì, al tuo orologio. Ci dai un consiglio a un ragazzo, una ragazza, a un giovane che vuole, o anche a un non più giovane che vuole avvicinarsi a questo mondo, al mondo dei sommelier? Un consiglio per come approcciarsi?
Io ovviamente faccio parte di un'associazione che è l'Associazione Italiana Sommelier. Sono nella delegazione di Rovigo, quindi la mia delegazione è attiva nella formazione, nella proposta di corsi, ma anche nella proposta di quelli che sono degli eventi, che è il primo step, il primo approccio, per capire anche qual è lo stile e la qualità di comunicazione, che è molto importante questo. Perché, ripeto, io sono quello che quest'anno farà sarò la persona responsabile della comunicazione del vino veneto. E questa è una grandissima responsabilità, perché appunto è comunicare. Comunicare non significa necessariamente conoscere tutto, ma comunicare significa cercare di far conoscere, di far capire, soprattutto alle persone che magari hanno bisogno di una direzione. Quindi io consiglio magari a chi vuole approcciarsi a questo mondo, perché non pensiamo che ci siano solo professionisti che hanno, diciamo, la divisa addosso, ci sono anche appassionati che magari sono anche più bravi dei professionisti, perché è una passione. Perché poi è una questione anche poi non solo di una passione, è anche una questione di sensazione, come si può dire, forse anche di una dote che qualcuno non sa neanche di avere. Esattamente, è qualcosa che va allenato, che va affinato, che va coltivato, con cura, amore e passione, perché sono le tre cose che ci possono portare ad avere, come nella vita, degli ottimi risultati. Quindi questo è il mio consiglio. Venite magari visitate il sito di Ice Veneto nella sezione eventi, e in base a dove siete, perché ci sono ovviamente non solo la delegazione di Rovigo, ma tutto il Veneto, e vengono proposte delle sedi di degustazione molto interessanti, che fanno capire cosa significa poi approcciarsi a questo mondo. E se poi volete dei consigli ancora più nel dettaglio, sicuramente potete scrivere anche su Instagram e su Facebook alla nostra delegazione o a qualsiasi essa sia, e vi verranno date tutte le informazioni anche per quanto riguarda l'inserimento nei corsi e altro. Per partire con il primo corso e cominciare a capire, guardarsi un po' in giro. Prima bisogna iniziare da qualche parte, quindi certo. È inutile, nessuno nasce maestro, ed è giusto così, insomma. Bene, Michele, io ti ringrazio, ti faccio in bocca al lupo per la finale nazionale, per le semifinali nazionali, incrociamo le dita. Viva il lupo! E ci sentiamo presto, perché vogliamo sapere come andrà a finire. Va bene? Spero di risentirvi presto con il sorriso che ho oggi. Quindi... Perfetto, assolutamente, io te lo auguro. Michele, grazie. Ti ringrazio ancora, buona giornata, arrivederci a tutti. Buona giornata a tutti, grazie mille.